La parabola discendente del Nevegal parte dagli anni '80 e i responsabili dello sfaccello della stazione turistica del capoluogo hanno un nome e un cognome. Vivaio Dolomiti non fa sconti a nessuno e manda i suoi strali contro le istituzioni assenti o presenti in maniera blanda. Con l'associazione compatti gli operatori del Colle si è perso troppo tempo, ma affermano non gettiamo la spugna. Sinceramente mi aspetto che magari si accenda una luce e che dopo magari le reazioni che abbiamo avuto noi venga data qualche spunto per poter fare qualcosa di diverso. Caustico Francesco Toson, detto che Cozzaino, che chiede all'opposizione una mozione di sfiducia contro il sindaco Massaro per i danni economici e di visibilità causati al Nevegal, ha accorato l'appello al dialogo del direttore della scuola di sci Alessandro Molin. Non aver mai avuto una risposta è cosa grave, dice sciorinando i numeri del campo scuola che ogni stagione conta 5.000 ingressi attorno a cui ruotano 30 maestri di sci. Tra i partecipanti alla conferenza stampa sul Colle anche i proprietari delle seconde case. Un veneziano del centro storico in Nevegal, che cosa ci fa? Respira aria buona. Io a Venezia ho dei problemi di asma, quindi devo prendere delle medicine, dei medicamenti ogni giorno, mentre qui non devo prendere niente. Sconsolati il vicepresidente della Fisi e il presidente dello Sci Club GT Belluno, con la chiusura si dimezzano le attività. Belluno esce perdente, nessun'altra provincia come noi, incalzano gli operatori che accusano anche le associazioni di categoria disponibili solo a parole. Infine Roberto Pierobonna, ex presidente del Collegio regionale dei maestri di sci, che auspica un accordo fra Comune e Alpe. L'amministrazione, se veramente interessata a fare l'operazione in primavera con giustificato motivo per i tempi, metta nero su bianco un accordo con l'Alpe che consenta all'Alpe di non mettere in vendita, magari parcellizzando i beni,